Bella raga, ciao a tutti dal commentario veneziano, siamo su WWE Triple Threat Match, Goldberg, Ric Flair e Commenda veneziano ragazzi, Triple Threat veramente incredibile. Tra questi che insomma praticamente stanno affrontando da parecchi mesi Goldberg è il nuovo campione degli Stati Uniti, quindi sarà dura. Certo batterlo vorrebbe dire avere la possibilità secondo me di andare per il titolo. Goldberg, Ric Flair, veneziano. Vai. Grande, vai Comendone. The Natural Boy ragazzi, The Natural Boy. Che l'ho già battuto. Tutti contro il veneziano, no! Ecco la cagata del Comendone. Bravo veneziano. Vai, buttalo giù. Guarda che culo di merda. Ciao ragazzi, fate quello che volete, io me ne torno su. E puoi andare su, grazie. Vai Cuba. No! Mamma mia, veramente da ricordo il veneziano non sa fare molto, eh? Ecco. Ric Flair mi spacca. Niente, triple threat per veneziano, sono veramente una chimera. Bravo Kume. Ric Flair si salva. Dio mio. Veneziano vuole l'opportunità di andare per il titolo degli Stati Uniti, ancora Ric Flair. Occhio Fioi. Bravo Comendone. Eccola. Oh, Ric Flair veramente devastante. Guarda Goldberg ancora che si salva. Brutto stronzo. Bastardo. Aia. Mamma mia, meno male, sono riuscito a parare la mossa. Però volevo andare da Flair, invece vado da Goldberg. Niente, Ric Flair è veramente il più in forma dei tre, non c'è niente da fare. Aia. Aia. Vaffanculo Flair. Vai Comendone. Vai Comendone, incazzati. Vai come incazzati. Vai come incazzati. Grande mossa del Cume. Veneziano c'è ragazzi. Devo stare molto attenti perché ho perso un triple threat in condizioni simili nei primi match della carriera. Vai Cume. Vabbè, ma Flair qua si difende molto bene. Aia. Aia. Vaffanculo. Attenzione Goldberg, vai Goldberg. Grande Bill. Eccolo qua, veneziano prova subito con il mossone. Ragazzi, tengo le mosse di Randy Orton perché mi piacciono tanto, quindi per il momento tengo queste. A me dispiace che qualcuno vuole le mosse personalizzate, però amo troppo Randy Orton. Sì, vabbè. Mamma mia, Goldberg stava approfittando del... No, il solito Rick. Eccolo qua, ragazzi. Il solito Flair, eccolo qua. Aia. Le palle di veneziano sono finite. Rope break. Eccolo qua ancora Flair. Arcaio! Che si è inventato il Cube? 1, 2. Mamma mia, peccato. Che sfiga. Ancora veneziano. 1, 2. Flair si salva ancora. Flair salva Goldberg, bravo veneziano. Cosa vuole fare Bill? Super Bill. Niente, sti triple threat sono duri, cioè. Dai veneziano, bravissimo. E si salva Ercume.
Il Cume non ce la fa. Aia. Salvami. Provaci Cume. Ma no, ma che cazzo fa? Sono vado dal Cume proprio dalla corda, sono una pippa. Sono un pippone dalla curva. Sono stanchi i lottatori. Rope Bracche, il classico Rope Bracche. Bella! Sì! The match is over. Ragazzi, Veneziano sta facendo una bella serie di vittorie. Sì, ragazzi. Sentenza cumendiana. Grande Cumen. Ragazzi, subito altro match per Veneziano nella settimana successiva a quella della grande vittoria nel Triple Threat Veneziano Chris Jericho. Questo è un match duro, perché un single match con Jericho non è mai facile. Come da Veneziano non ci sono ancora rivalità per il Cume, che è ancora presto, appena arrivato nella World Wrestling Entertainment. Però grande Cume. Grandissimo, ragazzi. Veneziano è partito a bomba, fioi. Bella qua Jericho. Ma Veneziano subito alla para. Veneziano subito alla para. Qua Jericho ce la fa di poco, che cool. Bravissimo, il comandone si riscatta subito. Eccolo qua, Veneziano, eccolo qua, bello come il sole. Vai Cuba. Eccoci qua. Bella, che culo. Ok. È in grande ascesa questo lottatore italiano, che vuole dimostrare che il wrestling può essere anche italiano. Mamma mia come sta andando Veneziano. Mamma mia. Mamma mia come sta andando il Cume. Ricordo che il livello è leggenda e gli indicatori della forza sono verso computer, quindi non sono a metà, ma sono a favore del PC. Quindi questo aumenta ancora di più l'esperienza cumendiana. Il Cume è tornato, fiori. Grande. Il Cume sta tornando nella World Wrestling Entertainment. E ancora suplex. Stiamo massacrando Jericho, ragazzi. La cosa è abbastanza ufficiale. Eccolo. Oh yes. Mamma mia, non stiamo dando respiro a Jericho. Qua però invece ho veramente fatto una mossa telefonata. Mossa telefonata purtroppo. Aia. Jericho può riscattarsi dopo un inizio veramente scandaloso di match. Troppo tardi, vaffanculo. Aia. Jericho mi sta rompendo i maroni adesso, Bravo. Ancora troppo presto. Bravo. Vai. Vai Cuba. Grandissimo Cuba. Mamma mia Veneziano, mamma mia, guardatelo, guardatelo, bello come il sole di notte. Eccolo qua Veneziano, si sta esaltando. Vai Archeo. Archeo! Sentenza cumendiana e forse va a vincere anche questo match. 1, 2. Silenzio. Mamma mia il Cume. Signori, Veneziano è veramente un fenomeno. Mamma mia che inizio. Mamma mia raga, che inizio. Hell in a Cell. Il prossimo match, il prossimo pay per view è l'Hell in a Cell, speriamo di esserci. Va bene, allora, qua vince The Rock, James Carper, Jay, John Cena vince con CM Punk, Triple Threat Benoit, Goldberg, Sheamus, vince Bill. Mamma mia, anche Bill è in grande ascesa. Vai, dai. Randy Orton crolla col Brock. Poi andiamo avanti belli veloci.
Adesso abbiamo, ragazzi, uno contro uno con Ric Flair. E direi di farlo subito anche questo. Togliamo notizie non lette. WWE.com. Oh, va bene, vediamo un attimo classifica attuale. Il commendone dovrebbe essere in 27esimo, sì, stiamo recuperando, mentre vediamo qua. Sono io il primo contendente, ragazzi, forse posso andare per i titoli degli Stati Uniti. Cerchiamo di vincere questa con Ric Flair, che questo è fondamentale per tenere il primo posto come contendente nella cintura degli Stati Uniti d'America. Ecco, vabbè, qua siamo a Nashville. Dun, 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 na, 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 na. The Nature Boy Ric Flair, guardatelo. Ciao. E andiamo. La più grande vittoria con Jericho, non mi posso spaventare Flair. Dai. Dai, cazzo. Partiamo ancora bene. E ancora il Kuma, ragazzi. Ragazzi, il Kuma in un momento veramente di forma strepitoso. Ecco, appena detto, vaffanculo. Ancora Flair ce la fa. Ecco, dobbiamo evitare queste cose perché nelle sottomissioni Flair è veramente devastante. Bravo. Bravo Kuma. Bravissimo Kuma. E più vittorie riesco a fare, soprattutto più riesco a salire di livello di abilità. Vai, mossona di Kuma. Il Kuma. Bravissimo, bravissimo. Anche questa è andata. Questa fa sicuramente male a Flair, che la sente che non è più un giovincello. Mama, vai. Ottimo suplex di veneziano. Dai, porco. Merda, qua ho esagerato e l'ho pagata. Ancora il Kuma riesce a pararla, però mamma mia, io non pensavo di essere così in forma. Ecco, ma perché non potevo farsi stronzate, Dio santo? Vai Kuma. In difficoltà, ragazzi, in difficoltà Flair. Adesso cerca di riscattarsi. Ma veneziano riesce a parare anche questa. Drop kick mostruoso. Ancora reverse, mamma mia fioi. Dai bamboccio, va la Flair come fa finta. Oh oh. E anche Ric Flair è servito. Ciao ciao Rick. Ciao ciao Rick. E il veneziano si carica per l'ennesima anche io. Non ci credo, Ric Flair me la para. Non ci voglio credere, Flair l'ha parata. È ribaltato tutto adesso, si è ribaltato tutto. No, cazzo, devo... Bravo Kuma. È tutto ribaltato. Adesso ce l'ha Flair, la mossa finale, incredibile ragazzi. Una vittoria già mia. Oddio, fioi. Bravo. Calma. E si pavoneggia lo stesso veneziano. È in difficoltà il Kuma. Veneziano in difficoltà. Aia. Bravo. È il momento di Rick veramente adesso. Sono alla pari adesso. Però Flair alla mossa finale. Il Kuma ci prova. Forse per riposarci un attimo.
ancora Flair la palla, questo è il match più duro, non avrei mai pensato. Grandissimo. Bravo Kuma, dai. Che fatica però. Flair non vuole usare la mossa finale per il momento. Flair in difficoltà, però lo vedi. Cosa sta facendo il Kume? Eccolo qua. Eccolo là, buttiamolo sulle corde. Adesso Flair non ha più scampo. Ha sbagliato, dovevo usarmi subito la finisher ma non ce l'ha fatta. E adesso ci carichiamo per un archeio devastante. Vai. Dai Rick. Dai Rick. Ciao ciao Rick. Archeio. Signori, questo lottatore sta veramente entrando nelle grazie della World Wrestling Entertainment. Grande Fiore. Molto bene. Adesso speriamo di andare nel Hell in a Cell. Vediamo qua. Scontro tra troioni, vince Nikki. Booker T ha vinto. Goldberg, ragazzi, anche Goldberg è in una forma strepitosa. È veramente in forma